Cari amici, buongiorno a tutti voi. Potremmo intitolare questo piccolo video "Dopo la pioggia e la neve risplende la luce". Ecco, anche la neve in questi giorni del mese di maggio, vedete sui monti, sul Ciampon, sul Quarnan, siamo naturalmente a Gemona e vedete questo paesaggio, questo cielo limpido. Oggi davvero c'è una giornata luminosissima, perciò desidero farvi vedere queste zone, questo panorama. Qui c'è la villa, i Fantoni. Ecco, poi piano piano mi giro verso anche questo parco giochi. Siamo vicini alla scuola dell'infanzia. Ecco, siamo appunto il lunedì mattina, oggi è 3 maggio 2021. Dicevo, dopo la pioggia e la neve esplode la luce, il sole. La natura che si sta proprio risvegliando, ormai si sta rivestendo del verde così delicato, delle piante, di questo splendido albero, di questo splendido prato verde, un verde particolare, un verde delicato, un verde di primavera. Ecco, vedete anche le case popolari di Gemona, vedete questi grandi alberi. Ecco, siamo davvero in una giornata splendida. E tra questi due alberi vedete appunto un po' di neve sulle montagne. Un paesaggio davvero splendido, possiamo dire oggi davvero che c'è un cielo terso, un cielo azzurro, limpido. Da qui sentite anche i rumori, sentite uno scroscio di acqua. Questi giorni ha fatto tanta acqua e sentite forse anche il canto degli uccelli. Possiamo dire che tutto splende e tutto dona gioia. Ringraziamo il Signore per queste giornate straordinarie di luce, di gioia, di sole. Che il Signore illumini il nostro cammino. E sto appunto risalendo piano piano dalla zona di Piovega, sempre a Gemona. Sto avvicinandomi verso il centro di Gemona, verso la casa degli Stimatini, in Rive dai Stimatins. Ecco la torre del castello. Ed ecco le indicazioni stradali: Udine, Artegna, Montenars e al Duomo, il centro di Gemona, centro storico. Ancora una volta in questa limpida giornata contempliamo questo panorama. Le macchine che passano purtroppo disturbano di sentire il canto degli uccelli, i suoni della natura. Ed ecco appunto le montagne con la neve. E qui, mentre salgo verso la casa degli Stimatini, siamo anche vicini al santuario di Sant'Antonio, ed ecco qui allora un'icona di Sant'Antonio con il bambino Gesù. Ed eccomi arrivato proprio qui, Rive dai Stimatins. E questa è appunto la strada che sale verso il Duomo, verso la Piazza del Ferro, dove ogni venerdì c'è il mercato, e stiamo intravedendo proprio, eccola, la casa degli Stimatini. Ed eccola in primo piano, la casa degli Stimatini, la casa di accoglienza che è stata
ricostruita dopo il terremoto del 76, dove risiedono gli stimatini, ma anche molti ospiti che vengono anche da lontano. E concludo qui, carissimi, il mio piccolo video di oggi e vi saluto in questa giornata luminosa, splendida, con il cielo terso. State vedendo appunto la casa degli stimatini e degli nostri ospiti. Vi saluto anche a nome di Padre Giuliano, Padre Luigi, Lanzilli. Sono attualmente la comunità degli stimatini di Gemona. Bene, un caro saluto a tutti voi e un arrivederci. Mandi, carissimi.